E con noi in diretta abbiamo visto il servizio di Alessio Gemma, la Città degli Angeli. Assessore, abbiamo scoperto perché, diciamo anche della presenza massiccia qui questa sera della prima municipalità del Comune di Napoli, perché i City Angels, che sono presenti in molte città d'Italia, operano a Chiaia. Chiariamo subito che l'articolo 6 del decreto sicurezza non è ancora operativo perché c'è bisogno di un decreto appunto del Ministro dell'Interno. Comunque, se è stato corretto nel dirlo nel nostro servizio, operano con l'appoggio del Presidente Chiosi, della prima municipalità, e suo come assessore alle politiche sociali. Sì, diciamo che in effetti i City Angels abbiamo favorito l'apertura di questa sede nella nostra municipalità in tempi diversi da questi, cioè in effetti all'incirca 7-8 mesi fa è stata inaugurata la sede, quindi a luglio è stata inaugurata la sede dei City Angels. Perché i City Angels? I City Angels sono un'associazione, come è stato detto nel servizio, apolitica e prima cosa, e questo è dimostrato dal fatto che precedentemente a noi il sindaco De Luca ha voluto nella sua Salerno anch'essi una sede dei City Angels, l'apertura di una sede dei City Angels. Quindi l'esigenza dei City Angels, i City Angels non scendono in strada per smascherare criminalità o quant'altro, i City Angels scendono sul territorio, sul nostro territorio, per aiutare. E quindi la solidarietà che si spinge ad aiuto diventa poi sicurezza, perché se nell'aiutare un anziano, nell'aiutare sedare una lite tra barboni eccetera, ecco che quella che è soltanto un intervento di solidarietà diventa un intervento di sicurezza. E difatti questo è il loro motto: solidarietà e sicurezza. Quindi io credo che questa associazione, a parte che appunto come è stato detto nel servizio, ma voglio ben sottolinearlo, è un'associazione di 15 anni, quindi che opera nel territorio nazionale. A Milano ci sono 300 operatori City Angels, quindi dunque si trovano in tutti i punti della città che hanno più problematiche. Ora, perché nella nostra municipalità? Nella nostra municipalità io mi sono auspicato che si potesse far rivivere con la forza del volontariato un poco di iniziativa più rivolta verso gli altri, quindi soprattutto i City Angels, perché sono conosciuti a livello nazionale, quindi non è stata una nostra iniziativa, certo, e sono indipendenti da questo decreto legge, perché in effetti sopravvivevano già da prima. Tonino Scala. A questa ultima frase sua, cioè in effetti qualsiasi cittadino dovrebbe in effetti farlo, certo, proprio perché lo Stato mica si può, anche in linea con quello che è il principio di sussidiarietà, è riconosciuto dall'Unione Europea, da Maastricht, cioè mica si può sostituire alla volontà del cittadino o alla volontà di associarsi in gruppi responsabili, e quindi cioè, non vedo perché insomma, ciò non debba avvenire. Poi io voglio dire anche un'altra cosa, la risposta ai City Angels, poiché appunto non è avvenuta in maniera clamorosa, è il territorio che ha risposto ai City Angel, e ha risposto positivamente, perché ha offerto loro spontaneamente una sede, è stata offerta, anzi comunque i bar della zona si preoccupano di sistemare i cibi perché loro portano al clochard, eccetera. Vabbè, questo penso che stiamo parlando di un'altra cosa. Sì. Sono due cose distinte. Cioè, sono due cose distinte e separate, perché rispetto a come... No, è anche il territorio, perché se il territorio si fosse accorto che insomma questi City Angels comunque avevano un significato diverso da quello che era la solidarietà che si spinge e di sicurezza, credo che si sarebbe già manifestato. L'assessore Di Ippolito, assessore,
Scala ha fatto un mea culpa, dice abbiamo fatto tanti errori come governo di centrosinistra, però non è che ne state facendo qualcuno anche voi sottovalutando per esempio le forze dell'ordine, il lavoro eccezionale che stanno facendo in queste condizioni, pensando appunto col decreto antistupidi per le ronde? Ma il decreto ministeriale prevede comunque l'aggiunta di 2500 unità alle forze dell'ordine, quindi comunque un tentativo di miglioramento senz'altro sarà fatto, quindi chiaramente convogliamo le forze, si riuscirà, anche, prevede oltretutto anche la messa in sicurezza di alcuni luoghi con la videosorveglianza, il che può, e soprattutto serve